Buonasera e benvenuti al Pala Rigopiano di Pescara. Sta per cominciare Acqua e Sapone Unicross Links Latina, è la quarta giornata di andata del campionato di Serie A 2019-2020. Sì, vinta da anche magari inaspettatamente. Bel gol. C'è un gran gol di Ghi. Acqua e Sapone in vantaggio dopo 1 minuto e 41 secondi. È il primo gol in casa per il pivot portoghese. Nicolò di sinistro, incredibile! Ne ha fatta un'altra delle sue Douglas Nicolodi dopo il gol pazzesco segnato al Palato Live. Bis di Nicolodi. Vedremo chi spetterà il privilegio. Attenzione qui, il tiro di punta di Alemao. Grande risposta di Francesco Mambella. Mancano 6 minuti e 34 alla fine della partita. Di nuovo Avellino, Jonas, Casassa. Ancora Jonas, il pallone che rimane lì. Casassa riesce a metterci le mani. Anas prova a rientrare sul sinistro, fa inserire Juan Carlos. Finisce qui il primo tempo di Acqua e Sapone Unicross Links Latina, 2-0 per l'Acqua e Sapone Unicross. Qui Avellino invece fa tutto solo, arriva Jesulito sulla ribattuta di Casassa e Casassa di nuovo con il corpo si salva. Poi Coco Wellington fa ripartire veloce il Latina. Bissoni, ancora Pedrigno, tocco per Bissoni, la palla passa nell'unico varco disponibile. Gol di Tiago Bissoni, 2-1. E Nicolodi col sinistro rimette tutto a posto. Douglas Nicolodi, 8 minuti e 9 secondi, 3-1. 3-1 per i padroni di casa. Caio Giapa fa un gran numero, a cui serve Masoni col sinistro e Mambella salva tutto. È ancora pronto sulla panchina della qui Nicolodi, una palla meravigliosa per Ghi. 2 minuti alla fine, Alemao, possesso del Latina, Murillo ruba ancora il pallone, forse la chiude Murilo Ferreira, il capitano. 1 minuto e 57, 4-1. Finisce qui Acqua e Sapone Unicross 4, Links Latina 1. Grazie ad Antonio Ricci per il commento tecnico.